Considero le dichiarazioni del procuratore Zuccaro una buona fonte di verità. Diciamo che dietro le ONG c'è sempre, a un po' a tutti credo siano venuti sempre dei dubbi riguardo a quello che succede soprattutto con l'immigrazione. Sono a sostegno del procuratore Zuccaro per via delle dichiarazioni che ha fatto e soprattutto per la battaglia che sta combattendo. È giusto che si fa questa cosa, che il Zuccaro lo devi fare, perché siamo noi catanesi e italiani che vogliamo giustizia per tutto questo inverno che c'è in Sicilia. Non si può per niente più sopportare tutta questa, anche per i morti, per quei poveretti, ma ci sono tante cose che non vanno bene. Ho fermato perché è una persona onesta, che è al corrente della vera situazione che per quanto riguarda gli immigrati. Io ci lavoro sui traghetti lì a Lampedusa e so che effettivamente, e mi chiedo come fanno a volte a sapere anticipatamente di 4-5 giorni il numero delle persone esatte che debbono arrivare con i barconi, quando ancora li debbono ancora salvare. Quindi sono d'accordo con che bisogna approfondire, perché vorrei dire il salvataggio della vita umana in mare è una cosa, ma che si incrementi, si faccia in modo che queste persone si mettono in mare su quei barconi è un'altra cosa. Per questo sono d'accordo con Zuccaro, anche se come i media stanno facendo di tutto per dimostrare la cosa al contrario di quella che è.